Di nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi l'autopsia, domani i funerali di Stato per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, le due vittime italiane dell'attacco terroristico in Congo di lunedì scorso. Ieri sera le salme sono arrivate a Ciampino e questa mattina il ministro degli Esteri Di Maio ha riferito alla Camera sull'attentato. Indaga la Procura di Roma e le autorità congolesi hanno garantito la massima collaborazione per chiarire dinamica e responsabilità dell'accaduto. Non risparmieremo sforzi per arrivare alla verità sulla fine dei nostri connazionali in Congo. È stata assicurata massima collaborazione con l'Italia per far luce su responsabilità e dinamiche dell'attentato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo questa mattina in aula alla Camera per riferire sull'attentato nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, di stanza al 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia. È stato straziante ieri sera, ha detto in Parlamento Di Maio, accogliere a fianco del presidente Draghi e dei familiari le salme dei nostri due connazionali, vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari. L'aereo di Stato, con a bordo i feretri di Attanasio e Iacovacci, è arrivato in nottata all'aeroporto militare di Ciampino a Roma. Le autopsie sui corpi dovrebbero essere effettuate in mattinata all'ospedale Gemelli di Roma. Domani i funerali di Stato nella capitale. I nostri connazionali, ha riferito Di Maio, si stavano spostando da Kinshasa a Goma, un percorso di circa 2500 chilometri, nell'ambito di una missione delle Nazioni Unite legata ad un programma alimentare per le scuole. Diversamente da quanto apparso sulla stampa, ha precisato, la nostra ambasciata è dotata di 2 vetture blindate, a bordo delle quali Attanasio si spostava con almeno un carabiniere a sua tutela. Nell'ambasciata operano 2 militari in missione quadriennale ed altrettanti che si alternano per periodi di 180 giorni. Iacovacci ne rientra in questa seconda categoria. Il ministro ha precisato che la Farnesina classifica la Repubblica Democratica del Congo in terza fascia di rischio su 4. Quanto alla dinamica dell'assalto, il ministro degli Affari Esteri ha detto che 6 uomini con armi leggere hanno sparato dei colpi in aria e posizionato dei mezzi di traverso per bloccare il convoglio. Gli spari sono stati avvertiti da militari dell'esercito e ranger che si trovavano ad 1 chilometro di distanza e che subito sono accorsi. Gli assalitori, per convincere l'equipaggio a seguirli nella boscaglia, avrebbero sparato all'autista del mezzo, uccidendolo. Quando militari e ranger sono intervenuti intimando agli aggressori di abbassare le armi, questi ultimi avrebbero fatto fuoco contro Iacovacci uccidendolo sul colpo e contro Attanasio ferendolo gravemente. L'ambasciatore sarebbe poi stato trasferito in ospedale dove è morto. Abbiamo chiesto al segretario generale dell'ONU Guterres di fornire un rapporto dettagliato delle operazioni e l'apertura di un'inchiesta che chiarisca l'accaduto e in capo a chi fossero le responsabilità. La ministra degli Esteri congolese ha assicurato massima collaborazione con l'Italia per far luce su responsabilità e dinamiche dell'attentato. Di Maio ha ricordato che sono in corso accertamenti anche da parte della Procura di Roma, su incarico della quale i carabinieri del ROS hanno svolto in Congo una prima missione investigativa, cui ne seguiranno altre. A ricordare Vittorio Iacovacci anche il suo comandante Saverio Cegli, responsabile del 13° Reggimento dei Carabinieri a Gorizia, di cui faceva parte appunto il militare che è deceduto in Congo. Cegli lo ricorda come un ragazzo che credeva fortemente in quello che faceva, nell'attività di addestramento, nel ruolo che era stato chiamato a ricoprire e che aveva scelto. Dava il massimo nella consapevolezza che proprio l'addestramento fosse fondamentale per le missioni e i ruoli che era stato chiamato a ricoprire. Purtroppo in questo caso non è stato sufficiente. Lo ricordo come una persona che era diventata un punto di riferimento importante per i colleghi ai quali stava vicino nei momenti di difficoltà, ha aggiunto, un giovane forte, determinato, prestante e generoso. Continuava la sua attività andando in palestra nel pomeriggio, terminati gli intensi momenti di addestramento, e faceva gruppo con i colleghi. Lascia un vuoto incolmabile. La notizia della sua morte è stata un momento di panico, rabbia e grande dolore per tutti. Superate le criticità legate alla privacy, ieri sono iniziate le prenotazioni e oggi le vaccinazioni all'azienda sanitaria e universitaria Giuliano Isontina per gli insegnanti. Sabato prossimo sarà la volta del personale della scuola che fa riferimento all'azienda del Friuli Centrale, mentre lunedì toccherà al Friuli Occidentale. Prosegue nel frattempo la raccolta delle adesioni da parte delle forze armate e delle forze di polizia per tutte queste categorie in base alle indicazioni nazionali
nazionali. Il siero somministrato è quello di AstraZeneca, esteso a tutti i soggetti under 65 con la sola esclusione di quelli considerati fragili. Alle 18:30 di ieri risultavano 9.024 le prenotazioni da parte del personale dei servizi educativi, scuole e università. Fino a lunedì scorso sono complessivamente 93.208 le dosi di vaccino inoculate a cittadini del Friuli Venezia Giulia e 35.000 le persone che hanno completato il ciclo con il richiamo. Come riferito ieri in terza commissione dal vicepresidente della Regione Riccardi, le dosi Pfizer finora consegnate sono 109.075, alle quali si aggiungono le prime 10.100 di Moderna. La previsione di AstraZeneca per le prossime settimane ammonta a circa 47.800 dosi. E sabato 6 marzo alla Tisana si sperimenterà la somministrazione di vaccino Pfizer da parte dei medici di medicina generale. Nonostante la carenza di professionisti sul territorio, la categoria è dunque pronta a dare il suo contributo alla campagna. La carenza di medici di medicina generale non è un problema nuovo. La federazione, che raccoglie professionisti dal settore, aveva già lanciato da tempo l'allarme. L'ultimo incontro in comitato aziendale, addirittura abbiamo dovuto consentire e pregare un collega che andava in pensione questo mese di proseguire per qualche mese in attesa di trovare un giovane collega sostituto al posto suo, altrimenti abbiamo il rischio che la popolazione rimanga senza assistenza. Il caso che ho citato proprio mi riferivo proprio a Pulcinea, tanto per dire, insomma, una località come anche c'è anche a Palazzolo, come c'è insomma verso Cervignano. Ci sono purtroppo, ma perché mancano giovani colleghi, perché questo nasce, ripeto, da lontano, errori, programmazione di medicina generale. Nonostante questo, anche in Regione i medici di famiglia si sono organizzati per dare il loro contributo nella campagna vaccinale. Il nostro coinvolgimento sicuramente cambierà il passo. Noi Finge abbiamo avanzato addirittura una proposta anche di fare una sperimentazione e appena proprio ieri mattina ci siamo sentiti, io il direttore generale mi ha chiesto insomma se è il caso possiamo fare una sperimentazione il prossimo sabato alla Tisana anche con l'utilizzo del vaccino di Pfizer, di darne un slot di 500 a 1000 vaccinazioni e la medicina generale farà questa sperimentazione, faremo il sabato del 6 una vaccinazione a tutta la popolazione. I carabinieri sciatori della stazione di Aviano con i volontari del soccorso alpino e i tecnici di promoturismo del polo di Piancavallo stanno intervenendo per la bonifica della valanga di grandi dimensioni individuata sul versante del Monte Tremol. Per evitare distacchi improvvisi, come accaduto domenica, le squadre stanno bonificando questa parte di montagna tenendo conto delle condizioni di pericolosità per chi decide di avventurarsi nell'area. È meglio evitarla, quindi, o comunque accedervi ben equipaggiati, e in giornata sarà firmata l'ordinanza di divieto di accesso a queste aree da parte del sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit, precauzionalmente a seguito del grosso distacco di ieri. Interdetta quindi la pista Salomon, la Seggiovia e la Nazionale Alta e le aree contermini. Pericolo valanghe di livello 3, l'ordinanza permarrà in vigore fino alla cessazione del pericolo. 6 cuccioli di cane, barboncino e 3 cuccioli di bulldog in precarie condizioni igieniche senza documenti relativi a trasporto, possesso e vaccinazioni obbligatorie sono stati trovati dalla stradale di Gorizia lungo l'autostrada A34 nel fine settimana. Erano nel bagaglio di una station wagon fermata a Villesse in arrivo dalla Slovenia in 2 contenitori di plastica. I cagnolini di età compresa tra le 4 e le 8 settimane sono stati posti sotto sequestro sanitario e affidati a una struttura specializzata. Il conducente, un italiano di 46 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali e contestata anche l'introduzione illegale in Italia di animali da compagnia con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ognuno dei 9 cuccioli trasportati. Ieri sera malore alla guida per una donna a Aquileia. Poco prima delle 22 alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme dopo aver notato preoccupati la vettura che procedeva con un andamento strano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cervignano che hanno fermato l'auto e scoperto che la donna era stata colta da un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso di Palmanova per tutte le cure del caso.
E ieri sera un infortunio domestico ad Attimis con una donna che è caduta nella sua camera da letto e ha riportato una frattura alla caviglia. Dall'allarme è stato il compagno, è scivolata mentre stava svolgendo dei lavori, ha riportato una frattura esposta. L'idea nata dall'iniziativa Udine sotto le stelle diventa realtà. Piazzetta del Pozzo si rifà al look con la sistemazione del manto stradale e la valorizzazione della storica torre, lavori che partiranno a fine primavera. Partiranno entro la fine della primavera e si protrarranno per un paio di mesi i lavori di riqualificazione di Piazzetta del Pozzo, uno dei punti di sosta della pista ciclabile FVG1. Costo dell'opera 150.000 euro. Vogliamo riqualificare i due elementi importanti storici, la torre di Via Aquileia, che è la torre medievale importante, che è stata già oggetto di interventi in passato, e il pozzo, la vera pozzo, che caratterizza la piazza. Qui noi andiamo a chiudere l'accesso da Piazzale D'Annunzio, perché ci sarà l'accesso da Via Aquileia per la parte inerente la piazzetta, e andiamo a valorizzare tutti questi gli attraversamenti praticamente pedonali per quanto riguarda i marciapiedi. Verrà rifatto completamente col porfido, verrà qualificato il pozzo che poi sarà oggetto di un lastricato di porfido con l'illuminazione. Verranno istituiti queste aiuole con un 5-6 essenze arboree, più vengono valorizzate quelle che già ci sono. Qui abbiamo anche una sistemazione dei parcheggi. Siamo in chiusura, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per l'attenzione, arrivederci.